in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di alcune tinte per labbra che ho comprato su AliExpress e di cui mi sono follemente innamorata e vi voglio consigliare spassionatamente. Le tinte di cui sto parlando sono queste, l'ho comprate talmente tanto che non mi ci stanno tra le mani, sono queste qua e l'ho pagate 54 centesimi l'una. Non fatevi spaventare dal fatto che sono tinte che provengono dalla Cina, perché comunque sia, lo sapete, AliExpress è un sito cinese, però comunque sia queste tinte vengono vendute anche su eBay, anche in altri posti e appunto sono totalmente vegane. Questo significa che appunto all'interno non ci sono né prodotti chimici, insomma, che possono far male alla pelle, quindi potete stare assolutamente tranquille perché queste tinte sono senza parabeni, senza cose appunto che ci dice Carlita Dolce, lo sapete che fanno male, vanno proprio male, vanno male. E quindi niente, io veramente sono molto soddisfatta perché per il prezzo vengono 58 centesimi, quindi veramente 54 o 58 centesimi l'una, quindi niente, assolutamente niente. E voi direte, ok, per 50 centesimi quanto ti durano? Ragazze mie, durano di più di quelli delle tinte tipo cashmere. A me mi durano di più queste. Io avevo comprato, tra l'altro, vediamo se lo trovo, dovrebbe essere questa, la 18, che dicevano, ora lì sfalza un po' colori, che dicevano appunto che fosse il dupe. Ecco qua, appunto dicevano che era il dupe, non è che gli assomiglia così tanto, però in realtà è una validissima alternativa, proprio validissima, sia per durata sia per prezzo, perché appunto lo sapete, questo qua cashmere costa 18 euro più 10 di spese di spedizione e questo costa 58 centesimi e basta. Certo, dovete aspettare un mese, tipo 3 settimane che vi arrivi, però secondo me ci può stare, nel senso che è una cosa fattibile. E appunto io veramente sono qui per consigliarveli spassionatamente, perché la ditta non mi paga e perché li ho pagati tutti con i miei soldi e veramente io non ve lo direi sì no. La cosa che mi piace di più di tutti è che la maggior parte dei colori sono matte. Di quelli che ho preso io mi sembra solo uno, solo questo qua che è il numero 10 non è matte, tutti gli altri sì, e quando si seccano veramente diventano dei colori spettacolari. I colori scuri rimangono belli intensi così anche se mangiate, anche se bevete. Certo, non dovete mangiare cose oliose perché come tutte le tinte vanno via, però se mangiate, non so, un panino, qualcosa, uno yogurt, qualsiasi cosa, vi durano veramente tutto il giorno. Io li utilizzo per lavoro. All'interno non credo ci siano tanto prodotto, però chi se ne frega fondamentalmente, cioè veramente io le amo follemente. Se avete provato questi prodotti fatemelo sapere con un commento qua sotto, lasciate un mi piace se vi ho dato un bel consiglio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!